2026 a Venezia il primo vertice operativo di Veneto e Lombardia per la candidatura ufficiale di Cortina Milano. Zaia, coesione tra noi e massima attenzione agli investimenti. 20 anni all'ex marito di Mariarca Mennella, uccisa a coltellate a Musile di Piave un anno fa. Oggi la sentenza, il PM aveva chiesto l'ergastolo, la rabbia della famiglia, troppo poco. Massacro di Fontane di Villorba, questa mattina l'autopsia sul corpo di Igor Oyavanu, il ventenne moldavo assassinato sabato notte, a ucciderlo un unico fendente fatale alla schiena. Era in carcere al Sapio X di Vicenza, un detenuto tunisino radicalizzatosi proprio tra le sbarre è stato espulso per terrorismo. Stop della consulta alla legge regionale che imponeva la bandiera del Veneto su prefetture e edifici sedi di organi statali, secondo i giudici è incostituzionale. Zaia, assurdo, la rappresenteremo nell'intesa sull'autonomia. Il centro di Padova sempre più esasperato per le spaccate, botta e risposta tra il sindaco e i commercianti sulla sicurezza. Saranno espulsi dall'Accademia delle Belle Arti i 3 studenti autori dell'imbrattamento del leoncino in piazza San Marco a Venezia, ad annunciarlo il direttore dell'istituto Giuseppe Labruna. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano dunque la candidatura per le Olimpiadi invernali del 2026 presentata ufficialmente a Venezia, la candidatura che vede Cortina e Milano insieme per l'appuntamento appunto del 2026. Sentiamo che cosa è emerso nel nostro servizio d'apertura. Non litighiamo e andiamo verso l'obiettivo. Si presentano uniti e sorridenti i presidenti di Veneto e Lombardia, Luca Zaia e Tirio Fontana, e i sindaci di Milano e Cortina, Beppe Sala e Gianpietro Ghedina, all'uscita dal primo incontro operativo per definire la candidatura congiunta delle due città alle Olimpiadi invernali del 2026. I tempi sono stretti. La prossima settimana il Comitato Olimpico Internazionale si riunirà per decidere la short list delle località candidate. Noi abbiamo dei competitor, sono forti, attrezzati, agguerriti, per cui questa non è una passeggiata. Pancia a terra, noi andiamo avanti. Turchia con Erzurum, Stoccolma e Cagliari e noi siamo i 4 ovviamente in nomination. Dobbiamo arrivare nella short list, che è la prima scrematura, vedremo se saremo 4 o se saranno meno di 4 e dopodiché andremo al risultato finale. Il clima è di grandissima coesione e collaborazione, assicura il governatore lombardo, che parla di accordo raggiunto al 90% sulla suddivisione delle discipline tra le due località. Troppo presto però per scoprire le carte, si regalerebbe un vantaggio alle altre concorrenti. L'idea che abbiamo valutato è un'idea di un estremo equilibrio, comunque siamo d'accordo su tutto sostanzialmente, ci sono da definire alcuni dettagli, ma sostanzialmente c'è un accordo assoluto su tutta la distribuzione delle varie gare. Il nostro è un progetto di eccellenza ma low cost, gli fa eco il sindaco di Milano. Abbiamo garantito autonomamente una copertura delle risorse ma contiamo ancora sull'aiuto del governo. Riteniamo che anche attraverso il sostegno dei privati si potrebbe farlo, ma non è giusto che il governo non lo faccia. Quindi in ogni caso adesso andiamo avanti. Abbiamo garantito al CIO che noi ci siamo perché questo era fondamentale, perché non era un bel messaggio lasciare ambiguità e quindi noi garantiamo. Però non è finita ovviamente la discussione col governo, non la consideriamo finita. Il dossier definitivo della candidatura sarà pronto entro gennaio. Per la montagna veneta è una grande occasione di rilancio attraverso investimenti che resterebbero sul territorio una volta conclusi i giochi. Saranno i 70 anni dalle Olimpiadi del 1956, quindi per Cortina sarà la possibilità di rivivere un nuovo sogno, una nuova esperienza e un rilancio anche in termini di legacy poi per gli anni a venire. Definitivamente archiviate le polemiche con Torino, ormai fuori tempo massimo. La cerimonia di apertura molto probabilmente sarà fatta a Milano a San Siro, su quella di chiusura vi stupiremo. La cronaca, l'omicidio di Mariarca, uccisa mentre stava dormendo l'anno scorso con 5 coltellate dall'ex marito, oggi condannato a 20 anni di reclusione. Una pena inadeguata, così la famiglia di Mariarca, che ora con l'avvocato di parte civile sta valutando se presentare ricorso.
È stato condannato a 20 anni di carcere con il rito abbreviato Antonio Ascione, il pizzaiolo napoletano di 45 anni, accusato di aver ucciso con 5 coltellate l'ex moglie Maria Archetta Menella il 23 luglio dell'anno scorso a Musile di Piave. Il PM Raffaele Incardona aveva chiesto la condanna all'ergastolo, ma il giudice, Massima Vicinanza, non ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Una pena inadeguata, così i familiari di Maria Arca, tra lo sconforto e lo sconcerto dello stesso avvocato di parte civile. Io ho sentito la sorella affidataria dei figli minori della vittima, è profondamente delusa e la cosa è comprensibilissima, perché al di là dei meccanismi processuali previsti per legge resta il fatto che un omicidio perpetrato in modo così angoscioso, perché la povera vittima è stata aggredita alle spalle finché stava coricata in un letto a riposare, e con degli effetti così devastanti, perché si tratta di un omicidio che ha lasciato 2 minorenni sostanzialmente privi del padre e della madre, mi rendo conto che il risultato finale di 20 anni di reclusione, pur essendo il prodotto, ripeto, di un meccanismo processuale, perché la pena applicata in realtà è di 30, determina un risultato che stride con l'apprezzamento complessivo della gravità del fatto. Ascione, assistito dall'avvocato Giorgio Pietramala, era accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, futili motivi, vincolo di parentela e minorata difesa, oltre che di minacce. Si è visto ridurre la pena di 10 anni come effetto legittimo del meccanismo processuale che è il rito abbreviato. Attenderemo il deposito delle motivazioni della decisione per capire le ragioni per le quali il giudice ha ritenuto di escludere le aggravanti che gli erano state contestate. Il giudice ha inoltre stabilito una provvisionale di 50.000 euro per ciascuno dei 2 figli della coppia, oltre a 30.000 euro per la mamma della vittima e 20.000 euro per ciascuno dei 5 tra fratelli e sorelle della vittima, ma la famiglia Menella ora intende impugnare la sentenza di oggi. Peraltro con il limite stabilito dalla legge, che è quello per il quale la parte civile non ha titolo per impugnare la sentenza se non agli effetti risarcitori. In provincia di Treviso con l'omicidio di Fontane, perché questa mattina è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Igor Ojovanu, il 20enne moldavo ucciso sabato notte. Il giovane è stato accoltellato alla schiena con un unico colpo fatale. Un unico colpo fatale ha ucciso Igor Ojovanu, il 20enne moldavo pugnalato alla schiena. In mattinata l'autopsia eseguita dall'anatomopatologo Alberto Furlanetto conferma quelle che sono state fin da subito le ipotesi. Il giovane è stato raggiunto da un fendente, secondo una prima ricostruzione assestato alla schiena mentre stava scappando, e che ha causato una grave emorragia al torace. La morte in pochi secondi. Quando sono arrivati sul posto i sanitari del SUEM 118, per il 20enne non c'era già più nulla da fare. Ucciso per una rissa in un giorno di festa, un giorno dove avrebbe dovuto regnare l'allegria, un giorno che invece si è trasformato in tragedia. Ora si attende al nulla osta per poter dare l'ultimo saluto a questo 20enne, considerato un bravissimo ragazzo e studioso. Tornerà nella sua terra accompagnato dalla sua famiglia. Intanto continua l'iter giudiziario e l'indagine dei carabinieri per chiarire l'esatta dinamica della rissa terminata con l'omicidio. I 2 imputati, Florin Ionut Stingaciu, 26 anni, rumeno, e l'albanese Ruben Hikika, di 28 anni, per ora si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma presto, ci spiega l'avvocato Alessandra Nava, parleranno. Abbiamo necessità di un attimo di tempo e dopo certamente i ragazzi vogliono essere sentiti dal pubblico ministero. Per dire la loro verità. Certo. Domani intanto sarà conferito l'incarico per una perizia medico-legale sia sui 2 feriti, tuttora ricoverati all'ospedale di Treviso, compreso il futuro neosposo, sia su richiesta della difesa sulle 2 persone indagate. Sono state anch'esse portate in ospedale, anche si sono recati loro stessi in ospedale, e avevano chi colpi da trauma, quindi trauma cranico, colpi comunque da difesa e lesioni da difesa, e sia delle lesioni da taglio, imposti, che peraltro mi pare anche difficile che una possa provocarsi. Per cui, proprio per capire meglio la dinamica, abbiamo chiesto al pubblico ministero che si estendesse l'accertamento anche sugli indagati. Non esiste, secondo l'avvocato Nava, nessuna terza persona coinvolta nella maxi rissa e legata ai 2 indagati, solo il rumeno e l'albanese e la compagna del primo, anch'essa colpita.
Il primo è accusato di omicidio volontario e tentato omicidio, il secondo invece deve rispondere di tentato omicidio. Incidente mortale questa mattina alle porte di Belluno lungo la statale 50, 2 auto si sono scontrate, l'impatto violentissimo ha provocato la morte di Antonio Tamburlin, 75 anni di Belluno, deceduto poco dopo il ricovero in ospedale, ferito anche un 86enne trasportato al pronto soccorso di Belluno. L'incidente è accaduto intorno alle 10:15, la dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del SUEM. E botta e risposta tra i negozianti del centro di Padova, il sindaco Sergio Giordani, secondo il Primo Cittadino le forze dell'ordine e il comune stanno facendo il massimo contro l'allarme spaccate, per i commercianti però non è così. Assomiglia sempre più a un giallo la vicenda delle spaccate ai negozi del centro, come nei migliori romanzi di indagine. Mentre le forze dell'ordine sono impegnate a cercare i colpevoli, avvengono altri reati dello stesso identico tipo. Tutti i corpi di polizia sono attivi la notte, coordinati dalla prefettura. In tutto 12 pattuglie tra carabinieri, polizia di Stato, finanza e vigili urbani, con una novità da mercoledì sera. I cani stanno girando per gli spacciatori. La polizia locale sta facendo di tutto. Ieri sera abbiamo cominciato con l'autocivetta e polizia in borghese. Il comune ha stanziato 200.000 euro per la sicurezza passiva, ma, aggiunge il sindaco, tutta questa storia è strana. Le telecamere non registrano nessuna uscita dalla città nei minuti successivi ai colpi. Se continua a scrivere al ministro degli interni, è chiaro, non è che possa accettare una situazione del genere, ma questo non vuol dire sfiducia nel prefetto. Riguardo alla presenza notturna dei vigili, al momento le pattuglie sono 3, di cui una, come detto, in borghese. Poche, secondo i commercianti. Abbiamo soprattutto una squadra di polizia municipale addestratissima e di qualità che tutta Italia ci invidia, quindi noi avremo le forze da mettere in campo. Allora, in questo momento di emergenza non si può pensare che ci siano solo 2 pattuglie della polizia municipale che presidiano il territorio, ce ne dovrebbero essere 10. Anche sulla base di queste proteste, una parte delle opposizioni chiede al sindaco di rimettere la delega alla sicurezza. Non ci penso nemmeno, ho la coscienza tranquilla, sto facendo il massimo quello che si può fare, per qualità. È chiaro che i cittadini vedono responsabile, sempre a me, se è spaccato sono io responsabile, il spacciatore sono io responsabile, se c'è vento forte battegliario sono io responsabile e via dicendo. La bandiera della Regione Veneto non svetterà più sulle prefetture né sugli altri edifici, sede di organi e uffici statali e di enti e di organismi pubblici nazionali. La Consulta, infatti, ha cancellato l'obbligo di esporre il gonfalone, dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma dalla legge regionale del 2017 che l'aveva introdotto, dichiarandone l'illegittimità costituzionale. La disposizione, secondo la Consulta, invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa. Allora sentiamo che cosa ne pensano i cittadini. Penso che la bandiera della regione sarebbe stata un'usanza da mantenere. Per me è sbagliato, perché la regione, cioè dove si abita, si deve essere identificati e penso sia una cosa importante. Secondo me non dava nessun fastidio. Quindi siamo veneti, va benissimo anche la bandiera, a parte quella italiana sicuramente, a parte anche quella europea, va benissimo anche quella veneta. È sbagliato, è bello avere una propria identità. E le dici in pugliese? Ma non mi sembra che avere la bandiera regionale possa far pensare a qualcosa di particolare, non comune, non mi pare. Mi dispiace, più che altro. Penso non sia un gesto comunque corretto, credo possa essere sempre una cosa che ci rappresenti un po' tutti quanti noi. Perché è giusto che va messa? Quindi ogni regione è giusto che abbia esposta la bandiera, sì. Credo sia un grave errore per mancanza di rispetto ai veneti. E a stretto giro di posta è arrivato il commento del governatore Zaia. Dover commentare una vicenda simile è imbarazzante, attacca. Ripresenteremo senz'altro questa legge e chiederemo che l'obbligo di esporre la bandiera del Veneto in tutti gli uffici pubblici nazionali sul territorio venga introdotto nell'intesa con l'attuale governo sull'autonomia, perché è un interesse della collettività regionale che la propria bandiera sia affiancata a quella dello Stato. Ad impugnare il nostro provvedimento, ricorda poi Zaia, fu il passato governo
governo e non credo che con quello attuale si sarebbe arrivati a tanto. Se l'è presa aggiunge con una bandiera che ha più di 1100 anni di storia e rappresenta un'intera identità, dicendo di fatto che vale meno di altre, non lo si può accettare. Esponendo la bandiera del Veneto, conclude il governatore, si realizza per di più un'istanza di sintesi della pluralità in unità, non dissimile da quella che giustifica l'accostamento voluto dallo stesso legislatore statale della bandiera nazionale alla bandiera dell'Unione Europea nelle sedi dei massimi organi dello Stato. Torniamo alla cronaca. Era in carcere alla San Pio X di Vicenza, un tunisino è stato espulso per terrorismo. Espulsi per vicinanza agli ambienti dell'estremismo islamico. 2 tunisini e un egiziano sono stati accompagnati nei loro paesi. Uno di loro era detenuto nel carcere San Pio X di Vicenza. Il Viminale, con una nota, fa sapere che il nordafricano detenuto a Vicenza era parte di un sodalizio attivo nella divulgazione del messaggio radicale. Di indole violenta, aveva tentato di evadere per ben 2 volte e si era distinto per avere una spiccata capacità di influenzare gli altri detenuti, sui quali esercitava il suo forte carisma. Alla notizia dell'attentato compiuto nel settembre del 2017 nella metropolitana di Londra era stato notato raccogliersi in preghiera in un orario per lui inusuale, tale da far ritenere il rito una sorta di compiacimento per l'attacco terroristico. A oggi in Italia sono 332 gli stranieri espulsi dal gennaio del 2015, di cui 95 nel corso di quest'anno. Continua a far discutere il caso del medico dell'ospedale di Trento che ha denunciato un paziente clandestino rifiutandosi di curarlo. Immediate le reazioni, i trevigiani sull'argomento sono divisi. Si presenta all'ospedale di Trento dopo essere stato rifiutato dal medico di famiglia. Il paziente è un marocchino clandestino che si è rivolto ai sanitari del pronto soccorso, ma il medico, anziché prestare le cure, ha scelto di denunciarlo ai carabinieri, un caso che ha sollevato numerose reazioni. L'ordine è categorico, un dovere curare tutti, sullo stesso piano emergency, la vita del malato prima di tutto. Noi siamo andati a sentire che cosa ne pensano i trevigiani. Per alcuni il medico ha sbagliato, per altri invece la decisione è stata giusta. Ha fatto bene a denunciarlo, sì. Dicono però che dovesse curarlo e lasciar stare il fatto che fosse clandestino. Allora se li curiamo tutti quelli che vengono qua... Non è lui che deve denunciare, casomai altre autorità. Non il medico lo cura come un normale cittadino, però la denuncia non aspetta il medico. Io penso che il medico deve fare il medico che abbia una passione e non deve fare denunce, non denunce, perché è umano aiutare chi soffre. Guardi, se l'ha denunciato vuol dire che era fuori legge, no? Per conto mio ha fatto male. Perché non è compito del medico è soccorrere, non è certamente quello di denunciare. Se un medico deve curare è logico che prima guarda la persona da curare e poi eventualmente magari denunciare, ma prima curare la persona. Chiara invece l'opinione del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che risponde così alle polemiche. Il medico trentino ha fatto il suo dovere segnalando un'irregolarità. Gian Antonio D'Arè, segretario nazionale della Lega, aggiunge: mettiamoci nei suoi panni, entra una persona al pronto soccorso senza tesserino sanitario e quindi senza identificazione. Oltre ad esprimere la mia solidarietà, conclude, aggiungo che è un esempio da seguire anche per i medici veneti. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto, perché ci sono buone notizie per quanto riguarda i truffati dalle popolari venete. Grande entusiasmo dopo l'incontro al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le associazioni che tutelano i risparmiatori truffati dopo il crollo del valore delle azioni BPV e Veneto Banca dicono di aver raggiunto un risultato storico. Il rimborso sarà totale.
Tra le associazioni scese nella capitale, la Ezzelino Terzo da Onara di Patrizio Miatello e l'Associazione Nazionale Consumatori rappresentata da Antonio Tognoni. Siamo tutte le associazioni felici e contenti perché il cambiamento epocale c'è e ci sarà, i risparmiatori prenderanno un acconto del 30% e coi conti dormienti che sono loro di diritto verranno rimborsati con rimborso da sogno. Non resta che aspettare che il rimborso annunciato si concretizzi, e cioè che i soldi tornino nei conto corrente delle migliaia di bassanesi beffati alcuni mesi fa. Dalle parole sembra si passi ai fatti, un segnale concreto di vicinanza per chi in poche ore, in molti casi, ha perso tutto. Più prudente invece l'avvocato Paolo Quaggetto, esperto di temi bancari e finanziari, che abbiamo raggiunto al telefono. Sentite le sue parole. Ricordiamo che l'accesso al fondo istituito dal decreto milleproroghe è possibile attualmente solo per chi abbia ottenuto oppure ottenga entro il 30 novembre una decisione favorevole dell'arbitro per le controversie finanziarie, che è un arbitro appunto istituito presso la Consob. In pratica a tutt'oggi parliamo di poco più di qualche centinaio di persone a fronte di una stima di 300.000 truffati, sempre truffati tra virgolette. Quindi attualmente su circa 300 ricorsi accolti se ne prevedono un accoglimento di 500 a fine novembre. Da qui appunto le stime sopraindicate. Ricordo poi che proprio dal sito della Consob si evince che all'interno del decreto milleproroghe uno dei requisiti è quello che si tratta del 30%, cioè il danno risarcito sarà il 30% di quanto riconosciuto dall'arbitro, quindi non il 30% del danno subito o che si chiede. Quindi da conteggi fatti, detratto ovviamente le spese legali, parliamo attualmente di una media di circa 7.000 euro a testa. Quindi questo va detto onestamente per non creare, come sempre, eccessivi entusiasmi. Saranno espulsi dall'Accademia delle Belle Arti 3 studenti autori dell'imbrattamento del leoncino in piazza San Marco a Venezia. Ad annunciarlo il direttore dell'istituto, Giuseppe Labruna, che sottolinea il danno d'immagine subito. Partirà quindi un procedimento disciplinare nel corso del quale i 3 avranno il diritto di difendersi con l'assistenza di un legale. Uno dei ragazzi, fanno sapere dall'Accademia, frequenta la scuola di pittura, l'altro quella di nuove tecnologie. Nessuno dei loro corsi prevede l'uso di bombolette spray. Ci è già capitato che in passato alcuni studenti fossero stati pizzicati mentre imbrattavano una porta, ricordano all'istituto. In quel caso li abbiamo fatti ripulire, ma qui il discorso è diverso. Sono state colpite opere d'arte del Settecento, non si può lasciar correre. Restiamo a Venezia per andare a vedere quale sarà una delle prossime scene del sequel di Spider-Man. L'Uomo Ragno infatti approda in laguna. Non riprese. Perché non riprese? Sì. Nessuna ripresa? Vabbè, possiamo passare? I giornalisti possono passare o solo ok. Riprese blindate, telefonini, macchine fotografiche a parte in campo Santa Maria Formosa a Venezia per il sequel del film Spider-Man Far From Home, l'uomo ragno lontano da casa. Il set è già allestito come avete visto, ma adesso è il momento di pausa delle riprese cinematografiche. Tom Holland, l'attore Spider-Man, dicono sia già partito per Los Angeles. Con l'attore 22enne che prima di partire ha voluto salutare la città con questo video con cui ringrazia Venezia per la sua ospitalità, ma anche Praga e la sua nativa Londra, che avevano già accolto come set cinematografico l'Uomo Ragno. Ma se Spider-Man è partito, le riprese continuano con le comparse che sono rimaste diligentemente in coda. È l'ora del pranzo. Si mangia un cestino. Con? Pasta, carne, riso freddo, pasta fredda, queste cose qua. Prima sopra le nostre teste volavano i droni per le riprese apocalittiche con il campanile della chiesa crollato. Ecco le anticipazioni del trailer svelate dai tanti fan presenti. Sembrava proprio una scena apocalittica, appunto come diceva prima. Gente che correva e scappavano da questo drone che poi nel film sicuramente tramite il computer sembra che sia l'uomo acqua il cattivo in queste scene qui, però non si sa ancora ovviamente. Quando stavo girando la scena, non lo so. Apocalittica? Sì. Ma da dove arrivate? Da Bologna. Apposta per le riprese? Sì. Tra gruppi elettrogeni, macchinari, cavi e figuranti, in mezzo il set con sedie volate a terra, massi di pietra, pezzi di giornale, mascherine di carnevale e foto, autografi e tanta voglia di primeggiare. Senti, ma cercano ancora comparse per questo film? No, non cercano più.
Vestito così fa parte del set? No, non c'entro niente io. Forse vorrebbe farne parte. No, non c'entro. Una scomparsa io. Devo scomparire fra un po'. Vi ricordo l'appuntamento con 20 alle 10, ospiti in studio Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Simonetta Rubinato del Partito Democratico. Con l'edizione del Veneto ci fermiamo qui, ora le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Vediamo il dettaglio di venerdì 5 ottobre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque. Sarà anche ampiamente soleggiato su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno, al massimo velato un po' ovunque, salvo per occasionali ma innocui addensamenti sulle province meridionali. Temperature minime tra 8 e 11 gradi. Massime comprese invece tra 20 e 23 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque. Sarà infatti una bella giornata. Asciutto e senza piogge degne di nota, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 21 e 23 gradi circa. Diamo infine uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo anche sulla nostra regione, ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno e limpido, salvo per innocui addensamenti, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 23 e 27 gradi circa. Dal meteo è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.